Viaggiava a bordo di un'Audi condotta da un connazionale, il cittadino cinese di 48 anni, travolto e ucciso lungo la A13 intorno alle 22 di martedì. I due, dopo aver tamponato un'altra auto, una Smart, erano scesi dal veicolo, manovra molto pericolosa in autostrada, sottolineano le forze dell'ordine, quando la vittima è stata investita dalla Mercedes condotta da un padovano che stava sopraggiungendo ed è in seguito risultato positivo all'alcol test con un tasso di 1,40. Il terribile impatto è costato la vita al 48enne, che sembra non indossasse il giubbino catarifrangente obbligatorio per legge. Altre 3 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate negli ospedali di Padova e Abano Terme dai sanitari del SUEM 118 giunti sul posto con i vigili del fuoco di Este e gli agenti della polizia stradale di Rovigo. L'autostrada è stata chiusa tra i caselli di Monselice e Terme Ogane in direzione di Padova per permettere i rilievi, senza particolari problemi per il traffico viste le ore notturne. Le operazioni di soccorso sono state completate intorno alle 3 della scorsa notte. Indagini sono in corso da parte della polizia stradale, che ha accertato che la vittima era stata colpita da un ordine di espatrio emesso dal questore di Prato.